Ieri era il sogno di Beatrice, che Rete Veneta aveva sin da subito abbracciato e portato avanti con estrema convinzione. Oggi quel sogno è sempre più una realtà e sta coinvolgendo sempre più comuni. L'installazione delle giostrine inclusive per far sì che il diritto al gioco sia un diritto per tutti i bambini indistintamente. Si è cominciato a Bassano, lo ricorderete, la città di Beatrice, e nei mesi altri comuni del comprensorio hanno appoggiato questa grande idea. L'ultimo passo in ordine temporale ci porta a Rossano Veneto, al Parco Sebellin. La campagna di Rete Veneta era mirata a coinvolgere sempre più persone, a cominciare dalle istituzioni, nella lotta alle barriere architettoniche. Un messaggio che a Rossano è stato colto dalla sindaca Martini e da un privato che ha regalato al suo paese questa giostrina inclusiva. L'idea è nata un po' guidato e un po' anche spinto dal sindaco Morena Martini in quello che poteva servire al comune di Rossano, e ha trovato in me la sensibilità nei confronti dei bambini, specialmente dei bambini speciali, e quindi è stato molto facile realizzare ed è un regalo come me l'avessi fatto a me. È un traguardo importante che si aggiunge a tanti altri traguardi, perché stiamo cambiando un po' tutte le giostre, no? Nei quartieri, anche in Parco Toniolo, e stiamo prendendo solo giochi già da 2 anni legati anche alla disabilità e all'inclusione dei bambini speciali. È un segnale forte, perché il diritto comunque al gioco deve essere un diritto per tutti i bambini con disabilità e anche senza disabilità. Tra l'altro per Marchiori questa inaugurazione arriva in un giorno per lui speciale. Festeggerà un grande matrimonio e questo è il regalo di nozze che fa il suo comune. Sono emozionata e spero che ci siano tanti altri Claudio nel mio comune che magari anche per una sciocchezza dicano: sindaco, di che cosa c'è bisogno? E i diretti interessati, i bambini, che ne dicono? Com'è questa giostrina? Bene. È divertente? Sì. A te piace la giostrina? Sì. È bella? Ti stai divertendo? Sì.